Partita importante per il Lascari Cefalù di Mister Grimaudo che affronta il Promende, un match che in base anche ai risultati degli altri campi potrebbe riaprire come d'incanto la corsa per un ingresso in zona playoff. Ma andiamo subito con il film della partita, con il primo tentativo da parte della squadra ospite sugli sviluppi di una palla inattiva. Poi il pallone arriva tra i piedi del numero 9 Antonio Impala, palla che si alza sopra la traversa, poi si rende pericoloso il Lascari Cefalù con Deni Moccero che prova subito a scaldare il suo sinistro, conclusione sul palo e poi non arriva il tap-in vincente, contropiede della squadra in maglia giallo-blu con Fazio che innesca Moccero, cerca di scartare verso il centro, conclusione poi strozzata col destro, palla fuori. Poi al minuto 27 il controllo al limite dell'area di rigore, il servizio proprio per Moccero che si defila sulla sinistra, riesce a sbilanciare un avversario, se la sposta sul destro, questa volta con il destro stretto sul primo palo, batte il portiere avversario Alleruzzo e porta in vantaggio poco prima della mezz'ora. Il Lascari Cefalù segna sempre Deni Moccero che qui cerca la giocata sulla sinistra, va all'1 contro 1, riesce anche a mettere in mezzo il pallone, c'è la deviazione molto sfortunata di Giovanni Arena che se la mette dentro, minuto 34, raddoppio per il Lascari Cefalù che gioca sul velluto, gioca soprattutto con le ripartenze, in questo caso ancora Moccero, sembra il film dell'azione del primo gol, questa volta però apre il piattone, prova a scavalcare ma trova la palla fuori sopra la traversa con le immagini di Pietro Piazza. Passiamo al secondo tempo con il tentativo dal limite dell'area di Arena che per poco non va a bersaglio, palla che esce di poco, poi sugli sviluppi di una palla inattiva ancora Lascari Cefalù molto pericoloso, ma veniamo al minuto 68 con Deni Moccero che insiste, trova il primo tiro, poi trova il secondo tiro ed è quello vincente, è quello del 3-0, è quello della tripletta, ancora marcatura multipla per il bomberissimo del Lascari Cefalù che anche quest'anno sta segnando a raffica. La partita però non è finita, minuto 75, azione sulla destra del Lascari Cefalù con la palla messa in mezzo ancora per Moccero che delizia il pubblico presente, i pochi intimi presenti con un colpo di tacco alla Hernan Crespo e la rete del 4-0, la rete che mette definitivamente in ghiaccio la partita. Gioca sempre più sul velluto la squadra di Grimaudo che a 10 dalla fine trova questa bella imbucata per Cangelosi, conclusione col piattone, il grande intervento questa volta da parte di Alleruzzo a negare il 5-0, 5-0 che però come stiamo per vedere arriva con un'altra azione sulla destra, la palla messa in mezzo, Moccero questa volta di testa sul secondo palo, la rete del 5-0, poker di Deni Moccero, grande vittoria per il Lascari Cefalù. Da Sportisti è tutto, alla prossima.